Benvenute e benvenuti ad un altro talk del ciclo di webinar Così diversi, così uguali. La protagonista di oggi è Cristiana Compagno, che è molto difficile da presentare perché in realtà la conoscono tutti. La conoscono coloro che appartengono alla nostra comunità accademica, ma la conoscono anche tutte le persone di Udine, direi del Friuli Venezia Giulia, perché Cristiana Compagno è stata nostra magnifica rettrice. Quindi non ha bisogno di altre presentazioni, Cristiana, che oggi ci fa l'onore di intervenire con un talk che ha un titolo già che ci incuriosisce. Il titolo è Speriamo che sia femmina, storie di lavoro, amore e resilienza. Cristiana, professoressa Compagno, ti cedo la parola. Grazie a tutti, davvero grazie a tutti i partecipanti a questo talk, grazie per avermi chiamata Valeria. Ecco, come vedete, non so se riuscite a vedere dietro, io sono cerchiata da donne. Le storie che racconterò sono storie di donne, storie di amore, storie di resilienza, storie di fatica anche se vogliamo. D'altra parte, nell'intera storia dell'umanità, le donne hanno sempre dimostrato una grande capacità di resilienza davanti, diciamo, a tutti i tipi di calamità, di sofferenze che la vita può riservare. E non è solo uno spirito di sopravvivenza, è qualcosa di più, è qualcosa che supera e integra lo stesso concetto di resistenza. Bene, resilienza è un sostantivo femminile che deriva dalle scienze fisiche e indica la capacità di un materiale di incamerare, diciamo, degli urti, di assorbire degli urti e di ritornare nella forma originaria. Dalle scienze fisiche questo concetto di resilienza poi è andato avanti, ibridando tutti i campi sociali. In psicologia dà la capacità di un individuo di saper far fronte positivamente alle grandi prove che la vita può riservare, riorganizzando la propria vita in termini positivi senza perdere la propria identità. E storie di resilienza tutte al femminile ce n'è tante. Voglio portarvene alcune oggi, a cominciare da quelle che mi sono più care, che sono le portatrici carniche, un po' perché sono carnica, un po' perché questa storia delle portatrici carniche mi hanno accompagnato la mia infanzia. La storia delle portatrici carniche è ancora una storia troppo poco conosciuta. Si sviluppa fra l'agosto del 1915 e l'ottobre del 1917. Dal punto di vista bellico, in quel periodo storico, grande importanza aveva il fronte che correva dalle sorgenti del Piave e a quelle del Natisone, comprendendo la valle dell'Alto Tagliamento, del Degano, del But e del Ferro. Questo era diciamo la zona chiamata cosiddetta Carnia, formata da 31 battaglioni. Era una zona molto importante dal punto di vista strategico, perché uno sfondamento dell'esercito nemico in quel punto, a Passo Montecroce Carnico, avrebbe permesso l'invasione dell'Italia attraverso la Valle del But e la Val Chiarsò. La forza media presente in quel fronte, in quel momento, quel fronte particolarmente importante, era di circa 10-12.000 soldati. Soldati che dovevano essere riforniti quotidianamente con medicinali, alimenti, munizioni, generi alimentari e tutto ciò che poteva servire per lunghe permanenze sul fronte. E ovviamente l'unico modo per raggiungere il fronte in quel momento era caricarsi sulle spalle tutto ciò che serviva e raggiungere i soldati al fronte. Il Comando Supremo fece un appello alla popolazione civile. Ma chi era? Da chi era composta questa popolazione civile? La popolazione civile era composta da donne, bambini e vecchi. Gli uomini erano tutti al fronte. Le donne quindi non esitarono a raccogliere l'invito e si misero
a disposizione dei comandi militari. Venne così costituito un corpo di formato da donne di età compresa tra i 15 e i 60 anni, di una forza pari a quello di un battaglione di 1000 soldati. Nascevano in questo momento, in questo modo, le portatrici carniche. Non furono mai militarizzate le portatrici carniche, ma l'autodisciplina che si imposero durante le marce, per organizzare le marce, fu davvero esemplare. Dovevano presentarsi all'alba di ogni giorno al deposito e al magazzino militare a Fondovalle. Lì raccoglievano il materiale che dovevano portare al fronte e riempivano le loro gerle, che potevano raggiungere a pieno carico fino a 40 kg. A quel punto le donne partivano in gruppo di 15-20 e si inerpicavano sulle montagne, dirigendosi a raggiera verso il fronte, affrontando dislivelli fino a 1000-1200 metri. Questo d'estate e d'inverno. E mia nonna mi raccontava sempre Kulaniof finte panzo, cioè con la neve fino alla pancia. Giunte a destinazione scaricavano il materiale, si riposavano un pochettino, consegnavano munizioni, medicinali, biancheria, viveri, scambiavano un sorriso con i soldati. Dopodiché si camminavano di nuovo a valle, spesso portando in barella militari feriti, ma anche morti, soldati morti. I militari feriti venivano consegnati all'ospedale da campo, i militari morti venivano sepolti dalle stesse portatrici carniche nel cimitero del paese, a Timau. Solo a quel punto potevano tornare a casa. Vecchi e bambini le aspettavano, altri lavori, altre fatiche, altro amore. E l'indomani all'alba si ricominciava da capo. Bene, solo a guerra finita queste donne resilienti, valorose e silenziose furono ricordate. E solo nel 1997 Oscar Luigi Scalfaro, il presidente della Repubblica Italiana di quell'epoca, diede la medaglia d'oro al valor militare a Maria Plotzner-Mentil, una delle tante portatrici carniche ammazzata brutalmente sulla via del ritorno verso casa per accudire i suoi 3 piccoli figli. Ci vollero tanti anni per dare un minimo di rilievo storico al sacrificio e al valore di queste donne. Ci vollero tanti anni per riconoscere nelle loro azioni resilienza ed amore. Amartya Sen, economista indiano, premio Nobel per l'economia nel 1998, che si è a lungo occupato di diseguaglianze, ponendo le basi per la definizione della cosiddetta economia del benessere e una teoria economica dell'economia del benessere, parla nei suoi lavori di donne mancanti o di donne sparite. Naturalmente Amartya Sen si riferisce a donne mancanti, a donne sparite, perché donne mai nate o donne mai curate in alcune zone dell'Asia e dell'Africa. Io voglio raccogliere questa suggestione di donne mancanti, di donne sparite, una suggestione da portare nel nostro opulento mondo occidentale. E allora sparite dalla storia sono state le portatrici carniche, mancanti dalla società, sono i talenti delle donne ancora poco presenti nei centri decisionali. Mancanti dal mercato di lavoro sono le donne che riescono difficilmente a conciliare famiglia, figli, anziani. La differenza di genere si trasforma così in una disuguaglianza quando le donne non hanno lo stesso accesso o la stessa possibilità di accesso alle risorse così come gli uomini. E storie di donne nei più svariati campi ci denunciano da sempre questa disuguaglianza. Si tratta di storie di donne sparite dai riconoscimenti sociali, sparite dai riconoscimenti istituzionali, sparite dai riconoscimenti scientifici. E parliamo qui, facciamo alcuni esempi. Alle mie spalle abbiamo, alla mia sinistra, anzi alla mia destra, scusate, perché iniziamo da Rosalind Franklin. Nei libri di scuola
si legge che la struttura del DNA è stata scoperta da Francis Crick e James Watson nel 1953. Ma in realtà dietro alla molecola della vita c'è Rosalind Franklin. Fu proprio lei a fotografare i raggi X, la doppia elica, e a sua insaputa questi risultati, i risultati del suo studio, servirono a consolidare le ipotesi scientifiche dell'epoca. Ma chi era Rosalind? Beh, come quasi tutte le scienziate di quell'epoca, Rosalind nasce da una famiglia ricca, da una famiglia di benestanti, di banchieri di origine ebraica, il 25 luglio del 1920 a Londra. Contro il volere del padre, studia scienze naturali ed in particolare chimica e fisica all'Università di Cambridge. A guerra finita va a Parigi e completa i suoi studi sulla tecnica di diffrazione dei raggi X. E proprio per queste competenze poi viene mandata al King's College di Londra, dove erano iniziate in modo sistematico le ricerche sul DNA. Alla stessa ricerca lavoravano in quel periodo il biofisico Wilkins, il biologo Watson e il biochimico Crick. L'esperienza acquisita da Rosalind le consentì di realizzare un particolare dispositivo per scattare foto ad alta definizione ad alcuni filamenti del DNA. Scopre in questo modo due caratteristiche strutturali decisive della molecola della vita. Da un lato la forma a elica e dall'altro la forma B. Il modello poi definitivo della struttura del DNA fu elaborato da Crick e Watson, dopo che Watson prelevò dal laboratorio della scienziata e dalla scrivania di Rosalind la foto 51, proprio la cosiddetta foto 51, che conteneva i dati sul quale Watson e Crick fondarono il celebre modello a doppia elica. Nel 1958 la scienziata, solo a 38 anni, muore di cancro. Nel 1962 Watson, Crick e Wilkins ricevono il premio Nobel per la medicina per la scoperta della struttura del DNA. E nemmeno in quella sede Rosalind Franklin fu citata. Solo nel 1968 lo stesso Watson svela nel libro La doppia elica che scrive che la scoperta poggiava sui dati fondamentali della collega Rosalind Franklin. Rosalind, ecco, è una delle donne mancanti all'Amartya Sen all'appello dei Nobel. È un ruolo non meno importante per un Nobel, il Nobel ad Albert Einstein, lo svolge sua moglie, Mileva Maric. Quella di Mileva è una storia davvero particolare, di un sodalizio, di una collaborazione, di una condivisione, di una dedizione totale al proprio uomo, Albert Einstein. Anche Mileva Maric nasce da una ricca famiglia, in questo caso di possidenti serbi, nel dicembre del 1875. Fin da bambina dimostra un grande talento, una grande intelligenza e una vivida attitudine nei confronti delle scienze fisiche. A Zagabria frequenta il ginnasio, tutto maschile, sola donna in mezzo ai maschi. Da lì vuole continuare i suoi studi al Politecnico di Zurigo, in Svizzera. Perché in Svizzera? Perché solo in quella nazione le donne erano ammesse all'università. Quindi va in Svizzera a Zurigo e viene ammessa al Politecnico dopo una dura prova nel 1896. Unica donna in quell'università, unica donna in quei corsi di fisica, unica donna che frequenta proficuamente quei corsi, e in quei corsi c'è anche Albert Einstein, che appunto in questa sede si incontrano. Nel luglio del 1900 Mileva sostiene gli esami finali, non li supera e non ottiene il diploma. Mileva portava in grembo il primo figlio concepito con Einstein. La commissione non gradì.
Questo primo figlio, che in realtà fu una figlia, morì subito dopo di scarlattina e Einstein e la Mileva Maric si sposarono nel 1903. Da lì in poi Mileva affiancò completamente il marito nell'attività scientifica. Einstein lavorava all'ufficio brevetti di Berna, manteneva quindi la famiglia e Mileva pensava che solo mettendo a disposizione le sue competenze scientifiche, di fisica, poteva aiutare concretamente al marito agli avanzamenti della conoscenza nel campo della fisica. Nel 1905 per Einstein, per Mileva e per la storia della fisica è l'anno della svolta. Nel giro di pochi mesi, con il concreto aiuto della moglie, Einstein scrive i più importanti contributi scientifici che pongono le basi per la teoria della relatività e per una nuova teoria che implica una completa revisione dei concetti di spazio e di tempo. Einstein in questo momento scrive, in questo periodo scrive delle lettere alla moglie in cui riconosce alla moglie stessa il valore del suo contributo, la ringrazia per l'averlo affiancato nel raggiungimento di questi straordinari risultati e le dà merito di questo grandissimo contributo alla scienza che la moglie Mileva aveva dato. La popolarità di Einstein in quel momento continua a crescere, viene chiamato in tutte le istituzioni scientifiche, la vita universitaria si fa incessante e da tutto questo Mileva era sempre più esclusa. La coppia entra in crisi e solo nel 1914 Mileva prende i figli, va in Svizzera e lascia a Berlino il marito. Nel 1921 Einstein vince il premio Nobel e devolve l'intera cifra a Mileva Maric. Con la salita di Hitler al potere nel 1933 Einstein col primo figlio si trasferisce, in quanto ebreo, si trasferisce negli Stati Uniti e Mileva rimane in Svizzera ad accudire il secondo figlio gravemente schizofrenico. Bene, Mileva muore praticamente in miseria il 4 agosto del 1948. Edward, il figlio schizofrenico, viene affidato ad un tutore. Mileva era una persona molto riservata, molto timida, non ha lasciato nulla di scritto sul suo ruolo nella costruzione di una teoria della fisica rivoluzionaria. Una cosa tuttavia va rilevata: dopo la loro separazione, gli scritti scientifici di Einstein non furono più così numerosi e soprattutto non furono più così geniali. Voglio chiudere la storia di Mileva con uno degli aforismi più sibillini di Einstein: il segreto della creatività è saper nascondere le proprie fonti. Ora potrei continuare per ore a raccontarvi la storia di donne sparite dai riconoscimenti della scienza, ma non solo. D'altra parte è noto il cosiddetto Matilda Effect, cioè il fenomeno per il quale, specialmente in campo tecnico-scientifico, il risultato del lavoro di una ricercatrice donna viene attribuito in parte o completamente ad un uomo. La prima a descrivere tale effetto è stata la storica della scienza Margaret Rossiter nel 1993. Il nome Matilda viene dall'attivista statunitense per i diritti delle donne Matilda Jocelyn Gage, che individuò il fenomeno già nel XIX secolo. E nelle ricerche realizzate hanno indagato su oltre 1000 articoli scientifici pubblicati tra il 1991 e il 2005 su varie riviste scientifiche ed è apparso evidente che i lavori realizzati dalle scienziate hanno avuto meno citazioni di analoghi, ripeto analoghi, lavori realizzati da colleghi uomini. Il sesso dell'autore quindi avrebbe influito sulla diffusione della sua ricerca. D'altra parte gli esempi della Matilda Effect, una sorta di negazionismo scientifico nei confronti delle donne,
sono innumerevoli soprattutto nella storia della scienza. Ricordiamo la stessa Rosalind Franklin, che prima abbiamo citato, che pubblicò il lavoro sulla diffrazione dei raggi X sui filamenti del DNA. Ma questo lavoro non fu sufficientemente valorizzato, così anche come il lavoro della fisica austriaca Lise Meitner, che lavorò per 30 anni con Otto Hahn, permettendogli di raggiungere i grandi risultati nella teoria della fissione nucleare che gli fruttarono il Nobel nel 1945. Un modello millenario, quindi, che ha pervaso in modo continuo la nostra società, che ha riconosciuto all'uomo, al patriarca, grandi privilegi e sconfinati campi di azione. Per emergere in questo modello ancora oggi intriso da pregiudizi e stereotipi di genere, è necessario essere resilienti, assorbire gli urti sociali ed andare avanti positivamente, credendo nella propria forza, credendo nella propria intelligenza, credendo nella propria sensibilità, avendo fiducia in se stesse. Per anni abbiamo sentito parlare di soffitti di cristallo che ci lasciavano intravedere i vertici senza poterli mai raggiungere. Tantissimi passi sono stati fatti in questa direzione e molti soffitti di cristallo sono stati infranti in vari campi, a livello manageriale, a livello accademico, a livello politico istituzionale. Ma pensiamo alla governance europea in questo momento, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, al Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva e da poco Kamala Harris negli Stati Uniti. Bene, sono punti eccellenti, sono ancora delle eccezioni. È sempre più necessario elevare il livello medio della partecipazione femminile alla costruzione di un nuovo mondo e di una nuova società. E in questa prospettiva è necessario lavorare non solo sui meccanismi di accessibilità ai soffitti di cristallo, ma soprattutto ritengo è tempo di sistemare anche il pavimento di terra, un pavimento di terra sconnesso nel quale milioni di donne stanno camminando. Un pavimento di terra sconnesso che presenta dei dislivelli, che non permette a tutte e a tutti di partecipare nello stesso modo, di correre sullo stesso piano. Questo, colleghi, non è solo un problema di donne, è un problema dell'intera società, davvero dell'intera società, soprattutto oggi che c'è una grande opportunità di ricostruzione. Grazie. Grazie Cristiana per il tuo talk, questo portarci in giro in momenti diversi della storia e per questo messaggio che hai lanciato a noi, ma in particolare alle persone più giovani che ci stanno ascoltando, addirittura a studenti e studentesse. Io chiederei a chi è in ascolto se c'è qualche domanda e potete utilizzare sia la chat come sempre oppure palesarvi e porla direttamente. Ovviamente gli argomenti di cui ci ha parlato la professoressa Compagno sono argomenti che tutti noi in qualche modo e tutte noi abbiamo vissuto, intercettato o percepito e quindi ha toccato delle corde che insomma conosciamo bene, facendoci degli esempi di donne che ce l'hanno fatta nonostante tutto. Ciao, Cristian, posso iniziare io? Sì. Mi ha molto colpito il tuo primo esempio di tua nonna e delle portatrici carniche che poi tu trovi come portatrici di munizioni, trasporto feriti in moltissime parti appunto, delle Alpi nel corso della Prima Guerra Mondiale. Come lo interpreti questo? Perché poi lo possiamo anche traslare ad altre situazioni come la Marileva. È un problema di esposizione, cioè di protezione della donna da parte dell'uomo che non la porta in prima linea, oppure è sempre un considerare la donna come un sussidiario rispetto all'uomo e quindi anche il caso di Marileva, ma anche di altri esempi anche storici di donna a supporto del maschio e quindi di una riconsiderazione poi alla fine che dovremo fare di quello che è il ruolo dei due gender.
domanda complessa o non compresa? No, Mi certo, sono espresso malino nel senso di non compresa. qualunque sia la visione, certamente qui era diciamo un ruolo paritetico, cioè una guerra si vince non solo se si spara, ma anche se si hanno le munizioni per sparare, anche se si è alimentati per avere la forza di sparare. E quindi diciamo la forza non è solo una questione di mascolinità, è una questione di no, una forza interiore che ti porta, in questo caso c'è stata una complementarietà, no, forte tra il corpo militare sul fronte e le portatrici senza le Quindi è quali stato il primo esempio di, diciamo, di complessa parità tra i generi. Sì, questo mi hai tolto la parola di bocca, Carla. Io credo sia un esempio importante di parità di genere dimostrato proprio sul campo e sui campi di battaglia. Che però forse non ha avuto la stessa, che forse però non ha avuto la stessa importanza a livello di storiografia e I solo libri adesso. di storia sono donne mancanti, sono le donne sparite. Certo, infatti. Ci sono altre osservazioni, altri interventi, altre domande? Volevo solo ringraziare perché Grazie, ha toccato tanti punti che condividiamo, abbiamo condiviso in tutti questi anni, anche negli anni in cui appunto ho svolto il ruolo di Magnifica. In particolare vorrei segnalare l'affinità che ritroviamo con il lavoro di Eisler, di cui abbiamo parlato anche varie volte, nel suo libro Per un'economia della cura, la vera ricchezza delle nazioni, creare un'economia di cura, che è effettivamente il saper mostra come sia importante anche per il calcolo del prodotto interno lordo considerare tutto il lavoro svolto dalle donne, spesso appunto in silenzio, in secondo piano, e non calcolato economicamente, che invece avrebbe un peso enorme e molto significativo. Quindi grazie davvero per questa tua panoramica così resiliente di quello che facciamo come donne. Grazie. Ecco, se posso, volevo anch'io intervenire, innanzitutto ringraziando Cristiana per le emozioni che ci hai regalato, perché davvero in certi momenti avevo i brividi. La domanda invece è questa, partendo dal tuo primo esempio, quella era una situazione di crisi e in quella situazione di crisi anche le donne hanno rappresentato un'opportunità, una risorsa preziosa. Dopo però con il ritorno a casa sono state messe da parte e quindi potrebbero esserci delle similitudini con la situazione attuale in cui appunto la situazione di trasformazione, di crisi può dare delle opportunità alle donne, ma cosa possiamo fare per far sì che questa volta non diventi un'occasione sprecata come tutte le precedenti? Ci sono delle similitudini fortissime, delle analogie fortissime. Oggi viviamo una situazione di emergenza in cui davvero c'è una grande opportunità di capire come l'inclusione femminile in questo momento di ricostruzione sia importante. Ecco, vedremo anche gli strumenti di recovery fund messi a disposizione per la parità di genere. Si parla in termini molto fumosi di questo. Ora deve essere chiaro che in questo momento il ruolo della donna può essere decisivo. Ne vedo poche in giro. Mi ha molto colpito lo speech fatto dalla Merkel, dalla cancelliera tedesca, con grande passione, con grande emozione in Commissione europea sull'appello appunto per questa pandemia. E con le donne possono, credo, esserci e fare la differenza anche in termini di interventi necessari per la ricostruzione di una nuova società. Qualche altro intervento, qualche altra domanda? Gli studenti e le studentesse vogliono fare una domanda all'ex magnifica rettrice?
No, sono timidi, gli studenti Vabbè, sono sempre timidi. Va bene, allora Cristiana, il format di Così diversi, così uguali è un format breve che funziona anche proprio per questo e proprio per questo motivo le persone vedono su Play Uniud tutte le registrazioni, quindi se non ci sono altri interventi, altre domande, ti ringraziamo per gli spunti che ci hai dato, per le emozioni che ci hai dato, per le riflessioni che ovviamente ci accompagneranno e uno sguardo poi sul presente che consentirà a tutti di leggere quello che accade anche appunto ricordando la storia passata. Cogliamo l'occasione per darci l'appuntamento al prossimo anno, quindi per farci gli auguri, perché Così diversi, così uguali finisce qui per il 2020 e riprenderà il 15 gennaio con un talk del professor Luca Chittaro che tratterà un tema che poi si ricollega a tutto quello che abbiamo detto, pregiudizi e stereotipi nei mondi digitali. Quindi come anche tramite addirittura i videogiochi i nostri figli e le nostre figlie ingurgitano pregiudizi e stereotipi. Quindi io ringrazio ancora la professoressa Cristiana Compagno e grazie per essere stata con noi. Ciao a tutti. Un saluto a tutte e a tutti e buone feste.